Padova, la bambina di poco più di 1 anno e mezzo di Montebelluna, trovata lunedì mattina dai genitori in arresto cardiaco nel lettino, era ricoverata in ospedale a Padova, non si è mai ripresa. Lo strazio dei genitori di Lavenda aveva solo un raffreddore, racconta il papà. Poi la tragedia, la procura apre un fascicolo, venerdì l'autopsia sul corpicino e il dolore della comunità. 2 indagati per la morte della 50enne di Paese, travolta e uccisa sotto gli occhi della figlia mentre cercava di aiutare la madre con l'auto in panne. Sono il giovane alla guida del furgone e la donna che lo ha speronato. Ennesima rissa tra giovani in via Roma a Treviso, ad affrontarsi 2 bande di stranieri, situazione sempre peggiore, raccontano anche i tassisti che chiedono un presidio di forze dell'ordine H24. Forse qualcuno si dimentica che divisi si perde. Il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia De Carlo sbotta dopo le uscite di questi giorni dei vertici del Carroccio sulle regionali. Tenta di recuperare un guanto caduto e precipita per 20 metri, 50enne escursionista inferrata, gravissimo il dramma nell'Ampezzano. Iniziati oggi anche nella Marche i saldi invernali, corsa all'acquisto scontato, segnali incoraggianti per il commercio, la spesa media delle famiglie sarà di 300 euro. Calcio, il girone di ritorno della Serie D, il Treviso riparte domani dalla vetta della classifica e sfida in trasferta il Brusaporto. Mister Cacciatore, resettiamo il 2024, testa alla partita. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque partiamo dalla cronaca e da Montebelluna, perché è morta la bambina di poco più di 1 anno e mezzo trovata lunedì mattina dai genitori in arresto cardiaco nel lettino. La piccola aveva soltanto un raffreddore, spiega il padre. Poi la tragedia, lo strazio di una comunità. Ieri dalle 7 alle 6-7 loro hanno detto che lei non viva. Le speranze si sono spente nel tardo pomeriggio, infine durante la notte sono state staccate le macchine. È morta all'ospedale di Padova la piccola Lavenda Aituaye Odiode, la bambina di 1 anno e 7 mesi di Montebelluna trovata lunedì mattina dalla mamma in arresto cardiaco nel lettino in seguito a una probabile apnea notturna. Quando lei ha svegliato per prendere il bambino, per andare in ospedale, lei ha trovato che la bimba non respira. Abbiamo chiamato l'ambulanza, loro hanno venuto per vedere che cosa è successo. Anche quando loro hanno venuto, loro hanno fatto qualcosa, loro poi fanno. Prima andiamo in Padova con l'elicottero. Le condizioni della bambina erano da subito state giudicate disperate. Per i genitori, la piccola, nata prematura, non aveva dato segno prima di quella drammatica mattina di star male, a parte un raffreddore. Pediatra, ma lui ha detto che lei non ha qualcosa sullo raffreddore. Lui ha detto che per fare la risorsa sono solo così. Lavenda era la terza figlia di David Odiode, operaio di 41 anni di origini nigeriane, dipendente di un'azienda della zona, e della moglie Emersi di 33. La coppia è a Montebelluna dal 2016. I 2 fratellini maggiori hanno 5 e 3 anni. La morte della piccola ha sconvolto i vicini di casa di via Trevignano. È proprio un grandissimo dispiacere, noi siamo proprio sconvolti perché questa cosa qua, vedere sti bambini piccolini che erano qui così e sapere che sta bambina non c'è più, siamo proprio distrutti. Abbiamo sperato per giorni nel miracolo, purtroppo non è stato così, quindi non ci resta che abbracciare con tutta la nostra benevolenza alla famiglia, sono cose veramente spezzano il cuore. Così il sindaco Bordin. Il vice sindaco di Montebelluna Claudio Borgia ha fatto visita ai genitori. La famiglia è seguita e sostenuta dai servizi sociali comunali per l'accudimento dei bambini. Papa David ha fatto sapere di voler celebrare i funerali e seppellire qui Lavenda. È sicuramente un gesto, devo dire, bellissimo per il territorio, dimostrazione che da noi l'integrazione funziona. La Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina, così da consentire tutti gli accertamenti utili a far luce sull'improvvisa tragedia che ha colpito la famiglia Odiode. L'autopsia sul corpicino della bambina verrà eseguita venerdì prossimo. Dalla tragedia di Montebelluna a quella di Trevignano che avevamo raccontato ieri, la morte di Marica Visentin, travolta sotto gli occhi della figlia mentre cercava di aiutare la madre con l'auto in panne. Sono 2 le persone indagate per omicidio stradale in questa vicenda.
Una rosa davanti al cancello dell'abitazione di Marica Visentin, la cinquantenne travolta da un furgone all'incrocio tra via Madonnette e via Roma a Trevignano. È il giorno del dolore a Paese. Un amico d'infanzia si avvicina alla casa, trattiene a stento le lacrime. Mi dispiace sia per la mamma, soprattutto anche per la bambina. Quando me l'hanno detto non mi immaginavo che... Speravo che la bambina non fosse lì presente, non che cambiasse chissà cosa, però... Conosceva da tanto tempo Marica? Diciamo che abbiamo fatto le scuole, l'asilo, le elementari assieme. Una donna solare, sorridente, che aveva affrontato la vita con coraggio, crescendo la sua bimba. Un destino, ci dice, crudele. Fatalità, destino, non si sa neanche come chiamarlo. Poche parole, solo tanta disperazione. Per questa tragedia sono indagate 2 persone. Si tratta dell'autista del Ducato, un 29enne che non avrebbe rispettato il dare precedenza, e l'automobilista dell'Opel che ha colpito il van, una donna ucraina di 37 anni del Montebellunese. Entrambi, denunciati in stato di libertà, dovranno rispondere di omicidio stradale. Una dinamica complessa che ora al vaglio dei carabinieri. Secondo quanto ricostruito da militari dell'Arma, il furgone che arrivava da via Madonnette avrebbe tentato di attraversare l'incrocio. Quando si trovava al centro della strada sarebbe stato urtato violentemente dalla macchina che proveniva da via Roma. Un tratto dritto che consentiva di avere una buona visuale. Molto probabilmente la procura disporrà una perizia cinematica per cercare di chiarire l'esatta dinamica di questo incidente. Si dovrà inoltre stabilire la velocità dei 2 mezzi, il furgone e la Opel, e accertare se i 2 conducenti fossero o meno distratti da qualcosa. Uno schianto tremendo che ha fatto perdere il controllo al 29enne che dopo un testacoda è andato a schiantarsi contro le 2 auto parcheggiate sulla laterale via Madonnette, travolgendo Marica Visentin. La donna quella mattina era arrivata in soccorso della madre 85enne che aveva la macchina in panne ed entrambe stavano attendendo il carro attrezzi. Con loro anche la piccola di 10 anni, figlia della vittima, trasportata in ospedale sotto shock assieme alla nonna. Marica, che lavorava per un'impresa di pulizie, aveva cresciuto la sua piccola da sola, circondata dall'amore dei suoi familiari. Ora la preoccupazione maggiore è proprio per lei, rimasta orfana, che ha visto la mamma travolta finire sotto il furgone. E c'è ovviamente, lo dicevamo, lo si diceva anche nei servizi, una comunità sotto shock, una comunità anche a partire dall'amministrazione che è pronta a sostenere la figlia di Marica. Un risveglio colmo di dolore per la comunità di Paese. Impossibile accettare un destino tanto crudele. Una fatalità, dicono i cittadini, che non si riesce nemmeno a spiegare. Marica era vicino alla macchina della mamma e all'improvviso è stata travolta. L'amministrazione comunale di Paese è vicina alla famiglia e disponibile per qualsiasi necessità. A nome di tutta la comunità esprimo il profondo dolore che stiamo provando per il tragico incidente che ha causato la morte della giovane mamma Marica. Che si trovava nel posto giusto per aiutare, ma nel momento sbagliato per quanto stava per accadere. Una morte che ci ha colpito per la dinamica, per la fatalità, per quello che definiamo il destino. In questo momento non possiamo che stringerci forte al dolore della figlioletta Jessica e della mamma, che purtroppo hanno assistito in diretta al tragico dramma. In Paese a Porcellengo la ricordano tutti come una donna forte e soprattutto sorridente. Spesso andava in questo bar. Frequentava qua il locale quando veniva a prendersi le sigarette o bere il caffè, quindi la conoscevamo quello, 2 parole, 2 battute, veniva con la figlia e più di quello insomma, però sì, una ragazza sincera, tranquilla, simpatica, una brava persona. La sera prima della tragedia era andata al bar, una battuta come faceva sempre con il titolare, poi la terribile notizia. Fulmine a ciel sereno, veramente. Sì. Che ricordo porterà con sé? Di una ragazza sempre sorridente, scherzosa sempre. Dalla scuola frequentata dalla piccola alla parrocchia, alle istituzioni locali è iniziata una corsa di solidarietà per aiutare la bambina e la famiglia. E c'è una mancata precedenza all'origine del grave incidente stradale avvenuto questa mattina. Siamo a Bassano tra le vie Crocerone e Capitelvecchio e a rimanere ferito in modo grave uno scooterista trevigiano di Pieve del Grappa.
È di un ferito il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato al confine tra Bassano e Cassola. Un'auto condotta da un 74enne di Asolo, uscendo da via Croceron, ha travolto un 42enne di Pieve del Grappa che viaggiava in sella al suo scooter lungo via Capitelvecchio, diretto verso nord. Dall'impatto il motociclista è stato sbalzato al di là dell'opposta corsia di marcia, addosso a un muretto di recinzione. Ha riportato la frattura di una gamba ed è stato immediatamente trasportato al San Bassiano. Illeso il 74enne. Pesanti disagi al traffico che è stato regolato dalla polizia locale dell'Unione del Bassanese, impegnata anche a rilevare il sinistro. Una veglia di preghiera lunedì alle 19:30, il giorno dell'Epifania a Vallà di Riese, in attesa dei funerali di Gianfranco Caufin, il 50enne imprenditore di Albaredo di Vedelago, cresciuto però a Vallà di Riese, stroncato 2 sere fa da un malore mentre giocava a padel con gli amici a Loreggia nel Padovano. Il gruppetto era entrato nel campo di gioco, si stava prestando a qualche tiro di riscaldamento, poi improvvisamente il 50enne si è fermato, ha chiesto aiuto ai compagni prima di accasciarsi a terra. Uno degli amici ha cercato di praticargli il massaggio cardiaco in attesa del 118 e quindi la corsa disperata verso l'ospedale di Campo San Piero, dove l'uomo è morto dopo 1 ora e mezza. Era molto noto ovviamente non solo a Vallà di Riese, dove ricordiamo ci sarà una veglia di preghiera lunedì 6 gennaio alle 19:30 nella chiesa parrocchiale della frazione di Vallà, e in attesa appunto dei funerali. Era noto ovviamente anche ad Albaredo di Vedelago, è noto per il suo impegno nella comunità. Una Treviso senza pace sul fronte delle risse tra giovanissimi, spesso stranieri, come quella andata in scena ieri sera in via Roma. Il quadrante, la zona è sempre quella, 2 bande, una di egiziani, l'altra di magrebini, che sono affrontati sui giardinetti di fronte alla stazione. Abbiamo sentito tante voci in queste settimane, in questi giorni, a parlare non sono solo coloro che vivono e lavorano come esercenti nei negozi, ma anche coloro che presidiano, sono di fatto in prima linea ogni giorno, e cioè i tassisti, che chiedono un presidio H24 perché dicono ormai abbiamo paura anche a lavorare. Da un po' di tempo a questa parte abbiamo paura, specialmente di notte. Fino dopo le 10:30, 11 la situazione è peggiorata molto. Considerazioni da chi osserva quotidianamente cosa succede davanti alla stazione di Treviso e lungo via Roma. E la rissa di venerdì sera è quasi quotidianità per chi da decenni manda avanti il proprio bar proprio in zona. Succede dopo che magari sono andati via le forze dell'ordine, sembra quasi che si mettono d'accordo, ci troviamo dopo quando non ci sono più e ce le diamo di santa ragione. Ed è quello che è successo venerdì sera verso le 19:30 con i carabinieri che hanno fermato 5 giovani tra i 18 e i 22 anni in quello che sarebbe stato uno scontro tra bande di ragazzi di seconda generazione. I 5 fermati infatti provengono da famiglie egiziane che avrebbero avuto un alterco per futili motivi con dei coetanei magrebini. E l'orario conferma una richiesta che gli esercenti della zona chiedono al sindaco e al prefetto. Io occorrerebbe un presidio 24 ore. Non c'è niente da fare, loro quando vedono che non ci sono più le forze dell'ordine fanno quello che non dovrebbero fare. Una presenza non solo stanziale vicino alla sfera, come accade nel pomeriggio del sabato e dei festivi, ma anche a ridosso della stazione, dove le transenne del cantiere infinito nascondono la visuale alle forze dell'ordine, permettendo a sbandati e malintenzionati di agire impuniti. Anche l'altra sera un mio collega ha chiamato la polizia, c'erano dei magrebini che stavano spaccando le biciclette, poi sono entrati qui nel cantiere. E dopo gira sempre gente malfidata. Abbiamo paura, ci chiudiamo dentro la notte. Loro lo sanno, appena vanno via comincia il movimento. Sono anche invadenti, vengono qua, ti chiedono di fare una corsa, noi o ci pagano prima non andiamo. E anche l'altra sera ho dovuto chiamare la polizia perché erano in 4 qui, ho dovuto mettere in moto e andare via perché non mi lasciavano stare. A Villorba i carabinieri fermano un 19enne, nel bagagliaio dell'auto c'erano 2 coltelli. È stato fermato lungo Viale della Repubblica nel comune di Villorba. Un normale controllo da parte dei carabinieri che però, visto l'atteggiamento sospetto del giovane, hanno deciso di effettuare un accertamento approfondito sull'auto del 19enne che si trovava in macchina con un'altra persona già conosciuta alle forze dell'ordine. All'interno del bagagliaio nascosti sono spuntati 2 coltelli della lunghezza nelle lame di 21 e 11,5 cm. Le armi sono state subito sequestrate
ed il 19enne è stato denunciato a piede libero. Dovrà rispondere dell'accusa di porto di armi ed oggetti atti ad offendere. I controlli da parte dei carabinieri, potenziati soprattutto durante queste festività, continueranno anche nelle prossime settimane per garantire la sicurezza degli automobilisti lungo le strade della Marca. Lasciamo la cronaca alle elezioni regionali, parliamo della politica e le continue uscite della Lega che vuole correre con un proprio candidato a costo anche di rompere il fronte del centrodestra. Innervosiscono ovviamente queste uscite gli alleati di Fratelli d'Italia, basta personalismi, ammonisce e avverte il coordinatore regionale De Carlo. La Lega non è il solo partito ad avere uomini adatti a quel ruolo. Sentite. Tutte le forze politiche del Veneto hanno classe dirigente in grado di governare questa regione. Basta con la favoletta del ce l'ha solo una parte politica. Ce l'abbiamo tutti, ce l'abbiamo anche noi e quindi non abbiamo paura di confrontarci. A maggior ragione visti i numeri raccolti nelle ultime consultazioni elettorali. Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, richiama all'ordine gli alleati leghisti dopo le uscite degli ultimi 2 giorni, prima di Mario Conte, disponibile a scendere in campo come presidente della regione se il partito glielo chiederà, poi del segretario veneto Alberto Stefani che insiste, pronti a correre da soli se non si convergerà su un nostro candidato. Da un lato i litigi continui tra Lega e Forza Italia, e da un lato queste continue buttate su chi farà il presidente. Non vorrei che questo non aiutasse poi la compattezza del centrodestra, che è condizio sine qua non con la quale si batte la sinistra. Qualcuno forse si è dimenticato che quando andiamo divisi perdiamo, e quindi se qualcuno vuole perdere credo che questa sia un'ottima strategia. Le amministrative a Vicenza e a Verona siano da lezione, ammonisce il coordinatore dei meloniani. Se continuiamo ciascuno a perorare le proprie cause anche personali rispetto al tema e a litigare tra alleati, credo che diventi difficile. Fratelli d'Italia non ci sta. E continuerà a lavorare per la compattezza del centrodestra, prosegue De Carlo, di cui Fratelli d'Italia si sente evidentemente leader visti i numeri e non ha nessuna intenzione di fare da outsider. Oltre un Veneto su 3 sceglie Fratelli d'Italia. Credo che questo sia un tema sul quale i veneti si sono già espressi e che non può non essere tenuto a buon conto. Una notizia di servizio, vi leggo un'ANSA che viene dal Ministero della Salute. Il Ministero della Salute infatti segnala sul suo sito il richiamo da parte degli operatori di un lotto di vongole sgusciate, cotte e surgelate a marchio Coral Fish per rischio chimico a causa della presenza di acido perfluoroottanico in quantità superiore ai limiti consentiti. Lo si legge appunto nella scheda del richiamo pubblicato sul sito del Ministero. Il prodotto non deve essere consumato e va riportato al punto vendita, indica l'avviso del Ministero. Sono, lo ripeto, vongole sgusciate, cotte e surgelate a marchio Coral Fish. È importato dall'operatore Panapesca SPA, venduto in confezioni da 800 grammi e ha scadenza il 30/06/2026. Il numero di lotto è VN121TV367BL, quindi c'è da controllare questa situazione, appunto, evidentemente se dovesse esserci questa presenza, insomma, controllate e non consumate questo confezione di vongole sgusciate, cotte e surgelate a marchio Coral Fish, doveste averlo per caso comprato. E a proposito di comprare, ma non ci sono problemi di presenze di acidi particolari, anzi parliamo di saldi, parliamo di capi di abbigliamento soprattutto, ma non solo, ma soprattutto capi di abbigliamento. Parliamo dei saldi che sono iniziati oggi anche nella Marche. Allora vediamo come è andata il primo giorno. Ho trovato qualcosa di interessante? Un maglioncino per me stessa, non avevo mai visto prima niente, ho visto oggi sul momento e ho detto va bene dai, ma prendo, visto e preso. È meglio toccare le cose o comprarle in internet? Allora, per quanto riguarda l'abbigliamento io sono per il vedere in negozio, provare, capire un attimo la taglia, in internet è un po' rischioso. I saldi sono un ottimo motivo per lasciare i negozi virtuali ed entrare in quelli reali, soprattutto per la fascia giovane che con le altre del 4 gennaio approfitta degli sconti soprattutto su abbigliamento. Hai trovato qualcosa di interessante? Sì. Che cosa? Ho preso dei regali per mio fratello e il suo nipotino. Trovato inconvenienti? Sì, buono sconto. Quanto?
e più o meno la metà prezzo. In tanti anche a Treviso hanno approfittato del sabato e della bella giornata per iniziare a curiosare tra le vetrine, senza però aver visto l'oggetto e poi attendere la convenienza dello sconto. Ho trovato anch'io il capo giusto a un prezzo buono. Quindi... Ma l'aveva aspettato con i saldi o No, l'ho trovato così per caso e l'ho preso perché mi è piaciuto. Siamo solo in passeggiata, gli acquisti li abbiamo già fatti e siamo a posto completamente con i regali e con tutto. Viviamo una vita serena per questo. Quindi il saldo non serve, insomma. Non serve a noi adesso, l'abbiamo già fatto, già dato. E chi non ha ancora acquistato comunque nota come i saldi facciano bene ai negozi di prossimità. Ho visto molti negozianti che corrono all'interno dei negozi. Treviso è una bella città e tutti mi hanno detto che ci sono molti turisti che stanno acquistando. E in effetti... Da straniera i saldi italiani sono convenienti? Sì, molto buono. Molto buono. Molto buono, mi molto piace Treviso. Siamo venuti per vedere Treviso e si dà un'occhiata anche alle vetrine. Prezzo conveniente secondo lei? Beh, per qualche cosa sì, per qualcos'altro no. Dimostrazione che i saldi diventano un buon motivo per visitare la città. L'importante è che siano sicuri. Mi dico che bisogna stare attenti e dopo probabilmente che se qualche, come si dice, vantaggio e qualche altra piccola fregatura. Il Capodanno è passato e gli effetti dei botti sugli animali domestici e non anche selvatici si sono fatti purtroppo sentire. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Dicevamo dunque prima della pubblicità tanti animali domestici scappati e non tutti ritrovati e poi molti, quelli selvatici, morti per la paura dei botti. Allora vediamo cosa dice ENPA a proposito di quanto accaduto la notte di Capodanno e adesso i consigli anche per rintracciare gli animali che sono scappati. La notte di Capodanno è stata una strage per gli animali selvatici morti di paura, dalle lepri agli uccelli. Non solo, molti sono stati i cani soprattutto scappati dalle case. Alcuni fortunatamente sono stati già trovati e riaffidati alle famiglie, altri invece sono ancora in canile. Noi sappiamo purtroppo anche ci sono dei cani che ancora non sono stati restituiti perché le famiglie non sono qui, perché magari lo deteneva un'altra persona, la nonna, la zia eccetera, non conoscendo le abitudini ha sottovalutato la cosa per cui sta aspettando ancora che la famiglia arrivi. E è la famiglia stessa, quindi il proprietario, che può andarlo a ritirare. Fondamentali sono stati i social. Quasi ogni giorno è stato postato l'avvistamento di un animale domestico smarrito e traumatizzato dai botti. Un modo importante, spiega Valentina Perin dell'ENPA, per riuscire a localizzare i cani. In questi ultimi tempi la sensibilità verso gli animali è cresciuta molto. Intanto chi li ritrova li deve mettere in sicurezza, perché purtroppo capita anche che persone di buona volontà fanno la foto il cane che scappa, però sarebbe bene, ovviamente pensando prima alla tutela e quindi essere certi di ciò che si fa della persona, tenerlo confinato. Quindi se è vicino al tuo giardino si apre la porta del giardino della recinzione, si chiude e si tiene confinato, in modo tale che si chiamano i cinovigili, perché la parte incaricata al ritiro degli animali sono i cinovigili. Poi postare le foto dell'animale nei social è sempre utile. Il consiglio dell'ENPA per chi ancora non avesse trovato il proprio animale è semplice. Mettere dei volantini vicino a casa con la foto, segnalazione, soprattutto la data della segnalazione è molto importante, i social come abbiamo già più volte detto, e chiamare il canile di riferimento, il canile sanitario. Tornando al discorso di prima, il canile sanitario chiama il proprietario se ha il microchip. La prima verifica da fare se è effettivamente assegnato. Di Panevin parleremo ampiamente domani, sarà la giornata, la serata domani dei Panevin, da Asolo a Arcade, insomma in tutta la Marca, ma domani torna anche un appuntamento importante, il presepe vivente organizzato al Santuario di Santa Maria della Vittoria sul Montello, patrocinato dai comuni di Montebelluna, Volpago e Crocette e dalla provincia di Treviso. Alle 17:15 la benedizione dei bambini, quindi la rappresentazione del presepe vivente, dall'annunciazione all'adorazione dei magi, che al termine si fermeranno a dialogare proprio con i più piccoli. Infine il rinfresco intorno al fuoco. In caso di maltempo l'evento si sposterà all'interno del santuario.
E domani siamo allo sport, è anche il momento del ritorno del campionato di calcio di Serie D, il girone C, con il Treviso che riparte in vetta alla classifica con una difficile trasferta contro il Brusaporto. Ci siamo fatti questo regalo, ma come ogni cosa è già cancellata, stiamo già pensando a domani. Ora che la bandiera biancoceleste è issata sulla vetta, la parte difficile è mantenerla. Ecco perché mister Cacciatore vuole resettare tutto a partire dalla schiacciante vittoria contro l'Este, che prima della pausa natalizia ha regalato il primo posto in classifica al Treviso. Il diktat di questi giorni di ritorno al campo d'allenamento è stato rimanere concentrati e in forma, anche perché con l'inizio della seconda parte di campionato si riparte dai bergamaschi del Brusaporto, che nel girone sono quarti in classifica. Cliente difficile, anche se l'andata il Treviso si impose. La prima partita di campionato, nell'andata le squadre arrivano da delle cariche di lavoro e ritiro, non sono ancora così in forma, il caldo, quindi sicuramente sarà una partita diversa, difficile, una squadra che è in salute, che è cresciuta molto, gioca molto bene e sarà una partita veramente difficile. Insomma, le cose sono cambiate rispetto all'esordio e portare i 3 punti a casa significherebbe tenere a distanza il Dolomiti Bellunesi che, scavalcato 2 settimane fa dal primo posto, tiene il fiato sul collo a 2 punti dal Treviso e cercherà il controsorpasso contro la Luparense. Domani vi racconteremo come andrà dunque questa partita. Noi adesso invece andiamo nel Bellunese. Bellunese con la cronaca del devastante incendio che nella notte ha distrutto un fienile e 3 abitazioni a Frassenè di Voltago a Gordino, una notte di paura, il racconto dei testimoni, ovviamente anche il super lavoro dei vigili del fuoco. Madonna, oddio mio, oddio! Siamo a Vic, nella frazione di Frassenè di Voltago a Gordino, dove la notte scorsa in questo fienile è divampato un incendio che ha intaccato i tetti di 3 delle case adiacenti. Tragedia sfiorata, l'incendio divampato la notte scorsa ha spaventato e non poco. Per fortuna non ci sono stati feriti. Noi siamo arrivati e vi sembra verso le 11 e ho visto un contesto abbastanza apocalittico. Ho pensato a subito il peggio per tutte le abitazioni qui di località Vic e anche per i fienili. Abbiamo detto siamo in sicurezza verso le 4:30 del mattino, quindi capite che le ore non passavano mai. Panico tra i presenti, il quarto d'ora passato in attesa dell'arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco è sembrato infinito. Mio figlio è arrivato in camera, mi fa: papà, c'è un disastro. Ho guardato dalla finestra di casa mia, che è questa qui adiacente all'incendio, ho visto un bagliore allucinante, sono uscito sul terrazzo, c'era un caldo micidiale. Ma è venuto mio fratello a chiamarmi che vedeva già le fiamme alte e praticamente l'incendio è partito da questo fienile che vediamo qui sotto. Ho preso in mano l'estintore e ho cercato di andare nella casa perché sapevo che ci abitavano 4 persone, ho cercato di andare a vedere se erano uscite o se erano ancora dentro. L'inferno? L'inferno sì, perché cosa fai? Ti senti impotente di fronte a fiamme alte di 15 metri, cosa fai? Inizialmente in via Prudenziale sono state evacuate una trentina di persone. Noi ieri appena siamo arrivati abbiamo evacuato circa 25 persone. Alle 5 di mattina erano rientrate tutte le persone più o meno delle abitazioni che non erano state interessate alle fiamme, mentre abbiamo una situazione allo stato attuale che in questa abitazione ci sono insomma una famiglia di 4 persone con 2 minori e questi sono residenti stabili durante tutto l'arco dell'anno, mentre qui sotto ci sono 2 famiglie di seconda casa e quelli questa sera torneranno insomma nel loro comune di residenza. In una decina sono stati ospitati da parenti e amici e solo 3 hanno preferito dormire nelle scuole elementari attrezzate per fare fronte all'emergenza risoltasi grazie all'intervento di vigili del fuoco effettivi e volontari di Agordo, Belluno, Caprile, Cosaldo e Canale d'Agordo. E come ho detto anche quei 30 cittadini che hanno fatto la differenza anche loro. Grazie di cuore davvero a tutti per il supporto. Le operazioni di verifica di eventuali focolai sono proseguite per tutta la mattinata, mentre venivano anche effettuate le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza degli immobili, poi posti sotto sequestro per approfondire le cause dell'incendio.
Tra le ipotesi ci potrebbe essere il malfunzionamento di una caldaia per il riscaldamento o un cortocircuito elettrico. La fortuna ha voluto che non ci fosse vento e che le fiamme siano divampate quando la gente era ancora sveglia, dando così immediatamente l'allarme. E c'è una comunità mobilitata per aiutare la famiglia che nell'incendio di questa notte ha perduto la casa e con essa tutti i suoi averi. Alle offerte di ospitalità nel pomeriggio si è aggiunta l'attivazione di una raccolta fondi promossa dal comune di Voltago e dalla parrocchia di Frassenè, cui si può partecipare versando un'offerta sul conto corrente gestito dal parroco Don Fabiano. Le informazioni di dettaglio possono essere reperite nel sito www.parrocchiedelpoi.it e in quello della diocesi www.chiesadibellunofeltre.it. E versa in gravi condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso un escursionista di 50 anni di Padova precipitato per una ventina di metri dalla ferrata Col dei Boss a Cortina. L'uomo è ruzzolato sul ghiaione sottostante e avrebbe riportato traumi alla testa e al bacino. L'incidente questa mattina attorno alle 9:30 a lanciare l'allarme la compagna che si trovava con lui. Secondo le testimonianze il cinquantenne sarebbe precipitato nel tentativo di riprendere un guanto che gli era caduto e per questo aveva iniziato a calarsi dopo essersi assicurato uno spuntone di roccia, ma all'improvviso la corda si è sfilata e l'uomo è precipitato. L'escursionista è stato recuperato dall'elicottero del SUEM e, come dicevamo, trasferito all'ospedale di Treviso in gravi condizioni. Ancora la cronaca, dove un 25enne, poco più che 25enne bellunese incensurato è stato arrestato la vigilia di San Silvestro dalla polizia per detenzioni ai fini di spaccio di droga. In casa gli è stato trovato un mini market di stupefacenti tra hashish e marijuana, oltre che un etto di ecstasy in cristalli. Indagini lampo, arresto in flagranza per un giovane bellunese poco più che 25enne accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga. Gli uomini dell'antidroga della squadra mobile di Belluno lo tenevano d'occhio da un po' perché non era passato inosservato l'insolito via vai dall'appartamento che il ragazzo condivideva con la fidanzata. Il blitz la notte della vigilia di San Silvestro. Deteneva quasi 1 chilo di hashish, ma soprattutto 107 grammi di MDMA in cristalli. È una droga un po' di nicchia, sicuramente meno comune dell'hashish, tipica del consumo all'interno di rave e feste particolari. 107 grammi di ecstasy, 9 panetti di hashish per un peso di quasi 9 etti, marijuana oltre a caffeina, aminoacidi e creatina usati per il taglio, 4 bilancini elettronici e numerose bustine pronte per confezionare la sostanza da vendere al dettaglio sono stati sequestrati dalla squadra mobile che nell'appartamento hanno trovato una cassaforte a muro chiusa con combinazione nella quale il 25enne aveva custodito 15.200 euro in contanti che si presume essere provento di spaccio. Sostanza decisamente poco comune per la piazza bellunese, l'ecstasy in cristalli, che normalmente si trova in commercio sotto forma di pasticche colorate. Sicuramente l'attività della sezione si è avuto un incremento in questo periodo, appunto anche visto il periodo natalizio, delle festività eccetera, dove presumibilmente il consumo cresceva. E il riscontro è stato positivo. Il 25enne incensurato è stato arrestato in flagranza in una cella del carcere di Baldenica, ha trascorso 2 giorni. Giovedì la misura chiesta dal PM Fabris è stata convalidata dal GIP del Tribunale di Belluno che ha disposto l'arresto domiciliare. Nessun provvedimento a carico della fidanzata del ragazzo, ma le indagini proseguono. Inibizione, euforia, psichedelia, gli effetti post-assunzione di ecstasy. È uno stupefacente diffuso su generazioni più giovani sicuramente. Il nostro sequestro è di sostanze in cristalli, no? Quindi può essere facilmente scambiata per altro da parte di una persona che non lo conosce. Ed ora la denuncia del gruppo Insieme per Belluno Bene Comune. 2 petizioni popolari depositate l'anno scorso a Palazzo Rosso non sono mai arrivate nell'aula del Consiglio Comunale. Vediamo quali. Le petizioni sarebbero dovute pervenire in Consiglio Comunale entro 120 giorni appunto dalle date di presentazione, così non è stato e poiché dell'iter per il loro arrivo in Consiglio Comunale si sarebbe dovuto occupare il Presidente del Consiglio Luciano Bassi, proprio lui abbiamo interrogato per conoscere le sorti di queste 2 petizioni. No all'installazione di un'antenna 5G in via Mezzaterra e no al trasferimento della Polizia Locale al Parco Città di Bologna. Questo chiedevano lo scorso anno i cittadini che raccolsero oltre 400 firme per la prima, 180
2080 per la seconda. Petizioni mai arrivate in aula, sono state giudicate ammissibili e se sì, che fine hanno fatto? Il gruppo Insieme per Belluno Bene Comune lo ha chiesto direttamente al Presidente del Consiglio Comunale Luciano Bassi, visto che l'antenna 5G svetta già da mesi sopra un palazzo storico in via Mezzaterra e la nuova sede della Polizia Locale si trova nei prefabbricati ex Gabelli all'interno del parco, nonostante fossero state proposte sedi alternative. Un immobile per il quale noi abbiamo subito detto che non era confacente perché comunque provvisorio ed in ogni caso non consono al luogo dove ci sono famiglie, bambini, eccetera, con questo via vai di automezzi che proprio secondo noi non va bene. Senza contare che nei prefabbricati è stata traslocata l'armeria, per ora custodisce i taser, in un prossimo futuro le armi vere e proprie. Mettere insieme la polizia locale armata, un'armeria, in locali prefabbricati in mezzo ad un parco con i bambini non va bene. Non va bene la sintesi delle petizioni popolari presentate a norma dell'articolo 63 dello Statuto Comunale. L'unico modo per impegnare il Consiglio a discuterle. Unico il criterio di ammissibilità, e cioè che rispondano a obiettivi di tutela e di affermazione di interessi collettivi. Ci pare strano che la salute dei cittadini, tema sottolineato dalla petizione contro l'antenna 5G, e quello di ridare al Parco Città di Bologna il suo principale ruolo, insomma, di parco cittadino, non rispondano a interessi della collettività tutta. Sono gli ultimi giorni per inviarci e per mostrarvi anche i vostri presepi, li faremo vedere anche tutta la prossima settimana, ma intanto continuate a mandarne. 351 175 5340 il numero WhatsApp per mandare i vostri video, ve li ricordo molto in sintesi, almeno 20 secondi, se volete anche spiegandoli a voce e soprattutto in orizzontale, mettete sempre il nome e cognome e il comune di residenza. Allora, vediamo questa sera, salutandoci, le creazioni di Felice all'ingresso dell'ospedale Cafoncello di Treviso, di Paolo e Luigi Cappellazzo di Villorba, di Paolo Bottarel di Mosnigo e di Patrizia Paladin di Oderzo. E con questi presepi ci salutiamo, vi lascio al meteo e arrivederci. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. Yuletide carol. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay.